primo atto unico è scritto da me ed è costituito da due dialoghi tra due persone. Il dialogo, signori, è una forma teatrale molto impegnativa perché richiede molta concentrazione e molta memorizzazione, perché tutto avviene tra due persone, non ci sono altri attori che entrano, intervengono, no, è una scena che dura anche parecchio, dove tutto è concentrato su due persone. E gli interpreti che si sono così accollato l'onere di interpretare i ruoli confidano chiaramente nel vostro incoraggiamento qualora ce ne fosse bisogno, ci fosse qualche difficoltà. Questo primo atto si intitola ironicamente Feminas Santas, ironicamente, ma potrebbe anche intitolarsi Dunara Sazzente, o meglio ancora potrebbe intitolarsi La calunnia è un venticello, come il celebre brano del Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, che introdurrà e farà un po' da colonna sonora all'intera rappresentazione, insieme a un altro brano, anche quello famoso, dal Rigoletto di Giuseppe Verdi, La donna è mobile, che tutti conoscerete. Il testo di questo primo atto vi potrà apparire all'inizio scurrile e irriverente, e questo mi preoccupa, perché poi vedrete perché. Però se avrete la bontà di seguirlo attentamente fino alla fine, vedrete che al di là delle battute e dell'ironia che lo caratterizza, c'è una critica amara a certi nostri comportamenti e anche una morale semplice, ma non altrettanto semplice da seguire. Quindi tenete presente non solo la prima parte, che alle orecchie di qualcuno potrebbe apparire così, un po' pepazzi. Cogliete il vero insegnamento, che è quello che viene alla fine. Vai. Oh, San Rettore, cade una femmina che gliele fai dare un fastino. Naddi che vistione contigo su, che io sto scrivendo una lettera. Ah no, che le fai dare un fastino, ecco, ah no, dove si tappano io pure. Allora, fai entrare, ma che non sia una cosa lunga, cadenzo di venire di scrivere questa lettera che è urgente. Andate. Giovanna, entra, San Rettore gli ha di che le fai dare, va, ah no, te ne muove per un minuto. Permesso, don Giuseppe, buonasera. Bello. Lei ti servirmi? No, don Giuseppe, che peccato di confessare io non te reggio. Questo è un peccato di presunzione. Itannao Deus, che senza peccato scagli la prima pietra. Don Giuseppe, a su manco che non si è peccato, su chi ha fatto una testa con un povero mio? Che t'ha fatto? Una morte umile? No, per una morte, don Giuseppe. Amor fatto questa cosa. Don Giuseppe, su che si fa tra pochi da muzzere? Questo non aspetta. Questo è un epido. Il debito coniugale. E sul debito si deve pagare.
Però, Don Giuseppe, vediamo sempre commenti che sia una cosa mala. Ma, Brullantes, a narrare una cosa mala, una cosa che ha fatto Dio. Ma se che narrare che Dio ha fatto cosa brutta, no? No, no, Don Giuseppe, non queria narrare questo. Yes. Dio ha fatto una natura bellissima e tutto questo che è naturale è bello. Siamo noi che metter volta vivimmo su peccato in noi queste e non lo vivimmo in noi queste. E allora, Don Giuseppe, dato che questa cosa commenta a Dio è una cosa bella e naturale, te non tu vai foste muro. Ma noi se colleghiamo siamo fatto che volessi è sto comandamento. Però a me non mi pare una cosa giusta, no, Don Giuseppe? Si è sfocusso a me di duro, ma da volta mi pare che non sia giusto. Ma è una legge, e esa legge se aggradene o non aggradene, che ne rispettata. Però non è giusto, no, Don Giuseppe, condannare un uomo senza gusta soddisfazione. Anche Giumara, ma è così. Capite? Chiesti narco ad ordinare un gas. Ma come te fai se Don Giuseppe a fare questa promessa e a resistere? A questo povero mio, se ti manca questa cosa, pare di un cane a capire a catena, e fidato e gue, e a delirio che non ti viva. E tu accontentato. L'importante però è che non faccia malate. Ya lui su. Scommetto, Don Giuseppe, che se gli appozzo dai ha fatto questo lavoro. Ma io non posso. Finza scalontenza manco poviglia. Ah, ma dato che commette una foste non è peccato, un'età de mano si deve di alzare finza scali con un'altra poviglia. Che narrere, sai tu, Se tu hai su bisogno, un'opera buona. Ma che ti serve ai nome? A me fai peccare. Ma foste non è peccato. Un po' più tu, non cunate. Ma tanto noi non siamo fatti male a nessuno, no? Posso pure vero. Però tu hai fatto una promessa a cui tu devi essere fedele e dunque non fai. Ma su Don Giuseppe non due di schire, no? Ma due di schire Deus. Che su dei nartu vi è tutto. E a sora poi comprendi con femmina sposata non fai. No, lei che te conca proprio non fai. Però a poi comprendi a foste di a grande sarbagarias. No, tappo un'aua non fai né con femmina sposata e né con bagadias. Don Giuseppe, ma questa promessa di fedeltà non tanto fatto. Chissà no, ma io. Boh, io non comprendo, no? Commente fai da fare questa promessa, condannando si savvina pagando biffie, Don Giuseppe. Certo, verdura. Tutto questo che si chiede in zero è una tentazione continua. Ma io mi domando come te fai a resistere, Don Giuseppe. Tanto un sfogo, due che è puro, no? Non penso che sei stato santo, so. Questo pure è vero. Para anziani che appunto. Naraiava, in questa cosa sa, se uno è santo, a sola il suo problema non si pone. Su mano este, quando estomine, che este soggetto a sa tentazione. E foste enezza da estomine o santo? Ma e te servigna? A confessare a Mimmi o sei tu che ti devi sconfessare? Se tu che resischire o sei santo e non sias ancora in questo argomento.
E già spago se è vero, vostè, e cricket se domine qualcuna volta, no? E approfitta di questa occasione che ti capita tanto. Non mi tentare, non tentare il Signore Dio tuo, vada retro, Satana. Non si inquiete, pocuso, no? Posso demonium ma pigauchi. Casomai Don Giuseppe posso essere Maria Maddalena. Ma come cadere fra stimati? Scherza con i fanti e lascia stare i santi. Anda bene, appo comprendi. Cambiamo argomento, tanto ora vostè ha deciso di essere stanto. Oh, comprendo, la pudora. Oh, se in caso mai Don Giuseppe un'altra volta però, Apponau e giacabare, che come non sto. E cambiamo argomento. Mezza da Don Giuseppe, o cannu, a chi dene d'intenzione de vonne priorissa po Sant'Austino? Tu e tu devi sapere. E si capita dai a fare sonore mio fin zarzeo. Amo sapere, sono mica prima di nostra signora dai saschire. E Don Giuseppe, chi non dienza da conca de vonne certa gente e mi, cazzadischidi, capo fai sa priorissa, due ghere gente femmina, de buon decore e de buona fama. Oh, ma tanti è vero. E poi te nono. Amo sapere. Sono mica prima della nostra signora e amo saschire con la me. Sì, ascolta. Ah, è un'altra cosa, mi Don Giuseppe. È che non dienza da conca de buone certa gente in me. Cazzadischi, tanto può fare un esempio, che due sfinza questa Maria Ballati Bella che canto a fama, non è desarmenzurno? E poi te pensa che tanta posto e sti vinzu Maria Ballati Bella? Poi teste, ogni sera andando a ballare per isar festa e pari con questa scamminata de savizza. Ello, una femmina di 30 chimbannos, si canta a ballare con savizza de 8 a razza e gunza. l'importante è che non fece male a nessuno. Comprende? Nezza su chi gerza foste, però a me non mi pare giusto che una mamma e famiglia si candere per il lui e per il lei a ballare con sa figlia. No. Che non fece male a nessuno. Forse ho visto, non fa nulla di male. Su ballo è un'armonia, l'armonia del corpo che favorisce anche l'armonia dello spirito. E nara foste? Ti naro vinzar di lusso, e te pensas a chi fesse ne so santos, e tutti os animar de su paradiso ballano. E sempre, non so di straccare, Don Giuseppe. Quando si straccano, contemplano Dio e sa Madonna. Si spettacolo Don Giuseppe, adesso è bello puro, però a posto di un vago, stracca puro, Chiede, che lui non sei stata mai innamorata. Che voi chi si innamorato non si stracca mai di ammirare questa persona amata. E quasi che este in suo Dio. Zerdiasi che Don Giuseppe, dischi di te dinanzi.
io quando a pezzi di insughelo a fare copia vista con santo servestiano. Tanto un spago bello quando entra a crisi mi dà baido che macca e mi vonza dinanzi si statua sua e comincia a narrare il rosario dei bindighi e poi arriva in banda finza ad arrivare a Kentu in banda Don Giuseppe. E a soras dobbies che ballare gradativo. E forse sa tenere la ragione, però Don Giuseppe di certo non di a ballare questo ballo sempre su chi balla questa Maria Balla di Bella, no? E non ma pestire certo come intesa. E qui, come ti si vesti? E Don Giuseppe si vuole di una maglietta tutta scollata e aderente, quasi biente, tutto sastita del largo. Ah, e non ma papone certo e saunetta che si pone di dissa, aperta un'ala, cagando quindi a gamba, si biente tutto sascosa del largo, Don Giuseppe. Vedi che l'importante è che non sia d'archidrotta. E là voi di cosa andate a portare retta, sbarrata. Ora, lascia che da sa mostra, ognuno a mostra su quello, non su l'ezzo che porta. E se può gusto però Don Giuseppe già da sport retta zio bu. Non lo credo. E bene propria che non futi. La piella. No. E qui. Ti credo in parola. Commentare che le foste. Sì, no, non mi. No. E adesso per un'altra orta. Cambio di vermenti grande che foste è deciso del 60. Oh, è crassa. Che dunque cambia questione. Ah, Don Giuseppe, mi devo vermenticando, non da ponau desavvizza. La pizza. E Pizza di chi è? de Maria Balla di Bella. E da Zainao. Quando da ballare con sa pizza, con sa mamma, o mezzo su, è sa mamma che è andata a ballare con sa pizza. No, fessi con solo gusto Don Giuseppe, su malo, e cadegando si è fatta e sposa con suo figlio di Antioco con l'immodde, e ogni zero fuliata in sa spanchina di si scolastico. L'inghindi si commenti animali. Sì. Andasse basandesi, che non narra che ne bene. I madiasi che Don Giuseppe indiano antidottus. E te che eres? Che si cantano a 10 secoli di scolastico e si vogliono a fare altra cosa? No, Don Giuseppe, che pensa speccavo di asi, che no, dimmi le scarpe. E torna con suo peccao. Ma non ti sei domandata chi non sia peccao su chi si fa in di due? Peccao, puzzita, Don Giuseppe, che io di questa cosa non è pazzo. Penso che deve essere spiuso. Peuso? Ma io come non da comprendo, Don Giuseppe? E su chi si sfainde i teste, non speccao, non è male nessuno e desatto, e commenti a tie con cussas commenti a tie, venies a donare la Grecia, non può pregare, ma possa zappare vari sassessi di Grecia e criticare sa gente che sta in domo, fainde su dove risolo. Ma è tanto di asi che può resonare, può entrare in argomento, Don Giuseppe. Parzo este, caesate ranais finza su chi no este, e casi nascen esas faulas, chi voi si diventa una calunnia. Però, Don Giuseppe, come stai esagerando? De se crefiu Deus, d'essere esagerante. Su fatto este, caesateras pensaisi, caen in de accresia de nie su paradiso sicuro, e non si rendies conto quanto male si sfainde, amentati, cande occhi, prussa limba che si spara. Ah, ma noi Don Giuseppe non ammucchiamo a nessuno. Te sei proprio sicura? Nara, ti sei domandata come te sesti smalaidata con sa povera Ritta per il lui? E che renare che debba capitare, Don Giuseppe? Nara, tu è vero, sa verità este che hai sfatta il malaidare sateras. E non comprende e commente? Ti giunara Dio, calunniande da, nande che si intende con una terumine. Ma sa gente è una radiasiche. E chi è sa gente? Tu e tutto cussa scommente a tie. Nara,
non vi azzurare il suo vanzelo, che sovinare sa gente il vero. Io non sono nuda, Don Giuseppe, che spezza speccato. Che dopo solo intendio. E che di tannao? Da Dio. No, il sapore da intendio. E tu altre tannao. E di asiche, quando si morde iglesia, tanto può resonare. E di asiche la esperienza e hai questa povera femmina dai rovinare sonore sa vita. Però Don Giuseppe, io come mi voglio confessare. E spocusso ti serzai confessava. E a soras. Mi dieta questa soluzione, Don Giuseppe, quando si pentia. Troppo facile peccato. E poi sì, questa è la soluzione. A soras, mi dieta se te può fare. E per fare questa penitenzia. E te penitenza, ma questa penitenza non sia la possibile soluzione, Don Giuseppe. Sì, ma su peccato di calunnia, questa penitenzia si fa prima. E a soras, e te penitenza te può fare. Buddha stenesi. Don Giuseppe, anche nel suo Buddha, magari una dosina. Si chiede, si è dato una, pronta a parlare. No, da noi sto me, e spote. Poi a Mimmi, e come te faccio? Poi tu mio ha morto un brocchetto e mi hanno dato fare arrosto una domenica. E sora, che renarrete capo di tutto, papà pezze brocchetto arrosto. E tu hai papà spezza di Buddha, che non manco stricchinino, e la greffio, o sono morto di fame in Africa. E andà bene, a soras che le narre cauminica a papare pezzi di Buddha. Aspetta, hai una 60 anni. Ma che direi su casa Buddha? Aspetta, che non scusa sa penitenzia. E te ne può fare ancora? Ascoltami bene. Tu hai saputo di spignar bene bene e costui sa vigna. Ah, può comprendere, Don Giuseppe. Forse che sa venia, poi si fa su capizzale, bene? No, né capitale né valinta. Tu hai sa vigna da buona cintura grovisca. E a pezzi da stotto saida. E appunto so che ti sprazzina sento tue. E a razze punza, Don Giuseppe, che mi ha piegare con macca. Questa soluzione non è per fare. E faimmo scommentenare a foste. Ehi, sapresse, hai una santante. E te ne può fare ancora? L'ultima cosa. E tocca. Accanto al finio de chi dispraghere, torna in dieseguso. E che torna a recollere tutto sa vigna. Sortimuna. Tutto il tagrenare, sortimuna. E Don Giuseppe, ma su tu che tavola di sordo, scommette faccio io a brincare? Due, vero. Come tenere sa canzone, la calunnia è un venticello. Aumentavi che una parola sia di ucca e scomente sa vigna e sia in mano. Non la controlla spruso, non torna prusisecus. Ma non è scrupa mia, Don Giuseppe, scrupa esa gente. Sa gente fu sempre sus latteros. E tu e sei. Tu e sa gente, che al vuru has fatto sa parte tua. Ma io, Don Giuseppe, può riferire solo a cosa che mi antanao. Riferio e assunto, che sa terra femmina sergasiche, che di un grande faglie su un bordiche, e di un bordiche ne faglie su una mano, e di una mano ne faglie su un braccio. E gasiche, calunniai sa gente, e di rovinai sonore sa vita. E come? Vai e fai su chi da tonau, si chiede se soluzione, e non ti presenti a saltare alle resortia, se non chiede a zumbere a sa calunnia su sacrilegio. E aumentai sempre, che agli occhi prussa calunnia, te si spara.
sorridere fa gonfiar. Alla bocca fuoricendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, o giorno venuto sempre come la tempesta, prende sempre la foresta, ma ti scappa il nostro, e ti fa San Rettore, hai trovato un'altra femmina che tu vieni a questionare? No, caro Don Antonio, questa femmina ti chiede fagliare alla contigo. Che io penso di finire di scrivere questa lettera che è sturzente per partire in 3 ore. E poi mi canto in sacrestia, casi non mi disturba nessuno. Come ti risposte, come ti risposte? Entra! San Rettore sto con pausi, che puoi questionare con me così? Sì, hanno reso verità che devo questionare con Don Giuseppe, ma dato che sto occupato. No, mi presi presso, quindi devi parlare da Don Giuseppe e mi vedendo che è quasi ora di questa funzione, quindi dai no che ti sei. Scommetto capisco che punti bene a fare e cosa che viene da prima. E te sei bene, hai no cappone di scommessa, sa? Cosa punti bene, sa? Puoi di domandare da spone priorista e Sant'Austino. Corso di una ras due e poi su che cosa che a te va di importante. Mica pensa accusami. Cagussa è una criticona dell'ultima zenia. In cui mi pare che grazie a Dio sto ora non sa del manco. Che russa balla, può non male de sune desate e ruorta l'astro. E tu intendi scherzi? È rumenata, in su comitò che stessa, punti in rimba al malasa, una verde esattera. In cui grazie a Dio sto ora mi pare che non sia del manco. Arbiosa madamma, come che era d'alzare del grado, che era fai sa priorista. Tanto uno è spazzera, se scusa un de piede fumo. Dischi te denanda paralumene? No, non riesco a non lo guardo mai che scrivere. Dinanda, Zuanna Gula e Sera, e dischi poi te? Tapponau che non mi importa nulla. Che hai sempre detto bene trassata, e non si crede su Ghierno. Tante cose di picchiare su naso. Ma dai che deve finire di andare di solorio, so. Non mi presi preso qui per pennare, dove se venga in nome, solo può criticare. Asidenza su Ovidu, moricante in passo ne a die. E a due venza accusa che enturare sinari chi badanzala. Beh, ma dai che deve finire come, di andare di solorio. No, mi devi pennare di presi prese, vai di o se ne venga solo può criticare in nome. Criticare? Ma forse sa verità, su che sono andati e su bene foste. Siccome sta ribande su tempo su denominare sa violista e Sant'Austino, non che io chi foste, che non sa gente che non der digna. Poi te due, digna pensa di essere. Poi te violista mi che fare. Capo domandavo solo si pensa di essere digna. Gli andiamo adesso e fa contenta. Va. E voi te non mi conoscete, se ogni addio in cresia, faccio la comunione ogni addio, Non chi dice signore, signore, entrerà nel regno dei cieli, a metà di tu. Lo chiesi nono. Dunara su Panzelu, colui che fa la volontà di Dio. E se non so mai in degusto, e non ma da che renare, che non da grana questa bella sofferta che ti voglio superato ogni addio, Ti manca a pago come che devi fare finza santa? No, santa no, che è troppo. Io mi accontento se vostè mi fa il priorista e Sant'Austino. Accontenta finza de pago. Pago per vostè, poi a me è meda. Se una vita in su comitao, accanto massaia o massaietta, accanto sotto priorista, come che fai sta priorista? O non da crega non te si odigna? Io adesso qui sta un atto di umiltà. Balla canono, che io a fare tra tutte priorista non due d'oro, come che fai sta priorista?
o non da crega non deseo certeza. Io deseo certeza, non richiede un su non deseo certeza, io deseo certeza. Tanto io ho avuto la certeza, questa che punte sin de sic. Poi, chi te deve denare contro essa? Non fece finta e nuda, che a dischi foste puro su chinanta de Maria Gadione. Prima tutto, nati sul nome giusto. E là si stare una parte su sparalumene. Ma dischi foste voi dinanzi a Maria Gadiona? No, non disco, non ricordo mai che scrive. Dinanzi a Maria Gadiona, guarda grasso gaddu! Sari imbammato che di viste te, e come mi sei faendo pizza frasti male, mai te ne venga. No, di aggra, vero, di narre sa verità. Ma io si tornano io, che foste per dischi tutto. O te, cosa è cercare un'altra commente gusta Peppa Marrazzo este? Torra con suo sparalumene, sì. Foste non dischi, ma gusta non lascia cosa in logo. Come non lascia cosa in logo? Ma non tu comprendi, Susanto? Furami! Tutto su chi ti capita di mano e su movito è ordeista puro. Ma come te puoi andare con queste cose? Tu è bio lo sa? No, te non lo sa bio, ma tu non la sa gente. E torra sa gente. Le ausa uno a uno, non sa più nulla, ma sa gente ha più tutto. Ma è tarrazza gente scusa, io ti bere questa cosa in suo sonno. Signore, abbi pietà di questa gente che non sa quello che dice o che fa. Forse si è spostato noi ischi su chi ne fai. Ma io si tornano io a questa cosa. Ecco in te, cosa è cercare un'altra commente cosa orroso chi trotta. Si abbaida da trotto e scadene difetto di natura. E tu non sei digna di debrullare. E che si debrullala? Caso chi tocca da camminare muro. Come te tocca da uovo? Che ti dannavo? Sa gente. E torra sa gente. Ti dannavo sa gente. A dischi foste. Casano passavo, po' vago, non da rendersi a fare su comitao. Come ti dia adesso questo? Come è il motivo? Questo motivo che da fonao. De fate brava se nel suo comitao con una che tocca da uovo. Nemmeno su due che rientrare. Manco male che in due fonti vostre sono parentesi, cantarimio sergunza, casinodo, voi andate a cresa, sola commenti un cane, a razza sergunza. Ma come te vai a andare di causa gente, povera gente tocca da uovo? Questa povera femmina tocca da uovo? Voi te carberu. Ma come te vai a andare sicura? Che toccavo finza da Mimmi. Ma tocca, noi te sai no a andare faula là. Discurtate. Sanno passare una die quando anda a usare tu vuoi dovere. E chi a topo? A issa. Che non è che puoi usare tu, issa pure. Sì, questo sì, ma su fatto essere, che non può fatto in tempo, sa fare manco 20 vasso, che ha po' trambuccao, se ho rutta mi si trocchio nel braccio. Questo che succede, canta, sa, sempre di sconchia, che va su un'ebba muscata, non fa nulla che parla nulla, tante volte non è sedato. Ma fosse voi una la sua sparalumene? Mi casa imparavo due, sì signore. Senti. E a sola, sa. Sorasa, questo vostro violista, mi dugliata o non mi dugliata? A pabire, prima però per fare una penitenza. E dopo fa tutto il male? A criticare Augusto che fa in sotto per ragione, e perciò è per fare la penitenza. Ma io non credo di fare male. Augusto non ti scusa di ciò che ha fatto, perciò è per fare la penitenza di un'altra volta. E a Sorasa, se non si può fare del manco, mi ne te può fare. Dunque, il tema già mi ha domandato appena sei entrata in noi. Che io fai da violista Sant'Austino? È zero di che accontentare, magari non ti lo meriti. Davvero, Don Antonio? Canto un deseo contenta. Foste ischi su piacere che mi fate. E a sola si contento io lavoro e andate a essere pinza scontento sul rettore. Però prima è per fare un'altra cosa. Che si sia cosa, Don Antonio? L'importante è che mi faccia fare Sabriolista e Sant'Austino. Bene. E per fare, che papà Sabriolista e Sant'Austino deve cirriare, di come Augusto schifizza e gomo a criticare.
A poter pensare io già pensavo a chi seriale. A Peppa Sorreste mia, Anna, Zorda mia. Aspetta, cappesena salurica. Prima del per seriare, gusto ha scriticavo, vi prego. Chi è? Suona Culeseda. A Suona Culeseda, a Maria Gaglione, a Peppa Marrasto e a Rosa Ovidrotta. Scusa, ma io con questo non mi due bonzo. Ma non credo che mi ria da Parasaida. E a Sora Salischi te fai la penitenza che ha fatto il Valle di San Filippo Neri a una liuttera commentativa. Io da conosco questa penitenza, ma non da vaso, ne manco si vostra mi manda da Sinferro. E torna sa. Come fai se fece peccato di superbia? Ma di che si proprio accontentare? Basta che due fece s'apriu rissa di Sant'Austino con il suo comitato da Panoviero. Ma voi che nominare denaro del Rosario, Babbo nostro, Gloria Patris, ma voi... troppo facile, un pago di pregatoria e tutto torna a posto, no? O poi subito a Panoviero o niente priorissa. Forse non ischi quanto mi costa, ma se non si deve fare del manco. Faccio da priorissa a Sant'Austino. Con il suo comitato da Panoviero, con Maria Gaglione, Peppa Marrasti e Rosa Vidrotta. Commenta che era foste. Adiasi, este a sora vai, questionaggio e torna a in noi con Issasa. E quando vieni bene, e ne si può confessare. E quando viene il gane di criticare la gente, mossicati sarimba. Vai, come vai con Deus, vai. Con Deus e con sa mamma.